Siamo qui nella macelleria di Luigi Zanette, storico macellaio del paese, che ci racconterà la storia di questa macelleria che parte da lontano, vero Luigi? Sì, partita prima della guerra, mio nonno paterno, che io purtroppo non ho conosciuto, ha iniziato l'attività che poi ha tramandato a mio padre, e mio padre l'ha incentivata dopo guerra, sposato, eccetera, e nel 1950 ha visto che la maggior parte della clientela di Pianzano veniva da Cologne, paesi limitrofi, ha pensato di aprire fortunatamente la macelleria a Cologne. Quindi la macelleria nasce in che anno? Nel 1950, 50. Le date storiche. Sì, con il nonno, vero? Sì. No, con mio padre. No, prima della guerra con mio nonno. Prima della guerra era già a Pianzano. Quindi poi, andiamo a che anno? Prima della 42, 43. Sì, sicuramente tanti anni. Bene. E poi, anche prima della guerra. Prima della sì, guerra. Sì, prima, perché dopo... Quindi se volessimo trovare una data di nascita della macelleria, più o meno? Guarda, mi penso centenaria sicuramente. Ecco, sì. Benissimo. Perché mio nonno era prima. Dopo comunque qui a Codogné nel 50 mio padre, come ripeto, ha incentivato l'attività, e nel 63 ho iniziato io, sono subentrato anch'io, perché io ero a scuola, e sono stato qui fino al 77, dopo nel 72 mi sono sposato, mia moglie mi ha aiutato naturalmente a incentivare, e nel 77 mio padre ha ceduto l'attività a me e mio fratello, che abbiamo continuato, ingrandito l'attività naturalmente fino al 2000, e quando abbiamo pensato di lui è rimasto a Pianzano. Il fratello è rimasto a Pianzano, tu sei rimasto qui. Quindi una tradizione che si tramanda, diciamo, da padre in figlio, sì. Partendo da tuo nonno, sì. E quindi una gestione familiare che è garanzia di qualità praticamente. Sì. Questa è l'idea. E che tu poi tramanderai a Martina, che è tua figlia. Lei è rimasta, Martina, mia moglie. Abbiamo cercato di incentivare, dopo abbiamo che 40 anni oltre di poi un altro ragazzo, ma sai, abbiamo cercato anche di cambiare. Sì, ho visto che avete un bel servizio di gastronomia e fate il giovedì, quando? Sì, giovedì e sabato lo chiedo, ma la gastronomia è tutti i giorni. Tutti i giorni? Sì, perché Martina ha pensato di incentivare quel sistema e è stato positivo, perché stiamo lavorando bene. Un modo di rispondere alle esigenze diverse che ci sono al giorno d'oggi. Bene, quindi tutto bene, qua la cosa va bene, siete qua in centro a Cologne da tanti anni ormai. Che sono qua, sì, spero di rimanerci il più a lungo possibile. Okay. Bene, grazie.